Ma a proposito di amici e di persone che si possono trovare davanti alla tua trasmissione, c'è sicuramente un personaggio che è arrivato qua con un carrello di ogni ben di Dio. È Pietro Di Noto, che mi sembra questo carrello sia pieno di regalo. Glielo mandiamo a Domenica Inn. Ma hai bruciato la notizia. Da vera inviata speciale ha bruciato la notizia. Allora dilla te a sto punto. Oh. Mamma mia! Mamma mia! Cosa vedi, Cannoli? Te li mandiamo a nome di tutti noi di Uno Mattina. Di Noto, benvenuto, buongiorno. Lo vedi il tuo amico Pippo? Ma come no che lo vedo, sì. Come no? Te li mandiamo domenica a Domenica Inn. Quella è roba che da qui a domenica va portare dal maestro. No, Monica, da qui a domenica va consumata, quella è roba... ma noi riproduciamo. No, ma te li mandiamo noi, via Pippo, noi siamo poveri, però in grado di ricomprarla questa roba siamo. Io penso che il vostro budget vi consenta questo acquisto, è un acquisto prelibato, dunque i cannoli, devi sapere, dunque hanno un sapore eccezionale perché la ricotta siciliana è una ricotta diversa rispetto alle altre. E poi ho visto la martorana, cioè ci sono le paste di mandorla. E questa diventa una cosa erotica, guarda. Fiorello, ci sei ancora? Ma qui almeno. Ma avete mollato qua al telefono. No, mi state facendo vedere una pasticceria che veramente. Mandatecene un po' qua in via Asiago pure. Va bene, divideremo equamente. Però Fiorello, per favore, questo gran vassoio di specialità, a chi lo vogliamo dare? Tutto a Pippo Baudo? No. Appunto. No, io lo porterei in strada, lo dividerei con i passanti lì davanti. Sì. No, non lo so, dategliela a Pippo che lui ci fa un'ora di spettacolo su quella bellissima cosa, guarda, casa mia lì proprio. Allora te lo mandiamo anche a te? Sì. Beh, via Asiago 10. E così con tutto quello che spendiamo ci tagliano la paga. Fiorello, ma che cavolo ti viene in mente? Dai. Grazie Pippo, grazie Fiorello. Grazie a tutti i nostri ospiti. Grazie mille. Eleonora, dove sei? Datemi la parola per un secondo. Niente a mangiare un cannolo. Datemi la parola per un secondo. Certo. Sì. Io voglio ringraziarvi perché questa mattinata è una mattinata speciale, perché questo vostro intervento affettuoso nei miei confronti è stato bello, so che è stato veramente affettuoso perché noi ci stimiamo e ci vogliamo bene, spero di non aver annoiato con questa elegia nei miei confronti il pubblico italiano e ringrazio Fiorello perché è mio figlio. È mio figlio. Papà. Allora è vero che è il figlio. Sì, ma lui è vero, diciamo, lui ha avuto una relazione con Rita Pavone e sono nato io. E mamma che dice, Fiorello? Mamma tua che dice di questa storia? Beh, contenta, avere un padre come Paolo. Lo sapevo. La mamma io l'ho premiata, la mamma di Fiorello l'ho premiata all'anfiteatro greco Siracusa. È stata una serata bellissima, bella, da ricordare, perché non volevano dare l'anfiteatro a Fiorello perché faceva delle cose futili, perché lì bisogna fare la tragedia classica. Ok, grazie Pippo, grazie. Ciao a tutti, ciao Da Luca. Ciao Pippo, ciao. Grazie. Pippo. Oh, e levatemi la linea.